È una doppia strategia quella che mette in campo il collegio di difesa di Eric Zorzi, il camionista di 42 anni di Abano Terme, accusato di aver strangolato e ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru e di averne poi inscenato il suicidio. Nell'aula M del Tribunale di Padova, davanti alla Corte d'Assise presieduta dalla giudice Domenica Gambardella, Eric Zorzi, maglia e jeans neri, ascolta le parole dei difensori, prima Silvia Masiero, poi Cesare Vanzetti. Contesta la ricostruzione della procura a quest'ultimo, chiedendo l'assoluzione del suo assistito e in subordine, perché ogni bravo comandante deve preoccuparsi di una seconda strategia, chiede che Eric Zorzi, per cui la PM Maria D'Arpa ha chiesto la condanna all'ergastolo, vengano riconosciute le attenuanti. Contesta anche l'audio ascoltato in aula e registrato la notte del 1° agosto 2023, quando Nicoletta è morta. Eric Zorzi va aiutato, ha continuato il difensore, che racconta la storia del camionista, un bambino solo, un adolescente senza amici, cresciuto senza la figura paterna di riferimento. È un disturbo della personalità ossessivo-compulsivo, quello di cui soffrirebbe Eric Zorzi, che lo avrebbe portato a forme di rigidità, difficoltà relazionali e controllo anche su Nicoletta Rotaru e sulle figlie che aveva il terrore di perdere. Nicoletta Rotaru l'aveva persa. Con le figlie la donna stava provando con tutte le sue forze a ricostruirsi una vita. Il 23 ottobre in tribunale le repliche dell'accusa e della difesa, al termine delle quali si andrà a sentenza.